Massima allerta al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, una busta con un proiettile è stata recapitata al procuratore capo Amedeo Bertone, in questo momento impegnato in alcune delicate inchieste con i magistrati del suo ufficio. E proprio un'indagine in corso a Caltanissetta viene citata nella lettera anonima che accompagna il proiettile, un riferimento minaccioso al caso che vede coinvolto l'ex numero 1 di Sicilia Industria Antonello Montante, da maggio in carcere con l'accusa pesante di associazione a delinquere per aver creato, questa l'ipotesi della procura, una rete riservata per spiare le indagini, ma anche una lobby politico-economica che avrebbe razziato fondi regionali. Nei giorni scorsi la Procura nissena ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio per Montante e altre 22 persone, fra cui l'ex presidente del Senato Renato Schifani e l'ex capo dei servizi segreti Arturo Esposito. Per la seconda tranche, invece, l'indagine della squadra mobile nissena prosegue. Pochi giorni fa sono stati acquisiti altri atti a Palermo, all'assessorato regionale attività produttive, nella sede di un'Uncamere Sicilia. Adesso c'è un'indagine della Procura di Catania sulle minacce al procuratore Bertone. Presto inizieranno gli accertamenti scientifici alla ricerca di tracce sul proiettile e sulla lettera anonima. Intanto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, ha deciso di rafforzare la scorta del capo della Procura nissena, che ora dice: «Non mi fermo, vado avanti nel lavoro con tutto il mio ufficio». Lunedì scorso un'altra busta con proiettile calibro 7,65 era stata recapitata al presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava. Dentro la busta non c'era alcuna lettera di minacce, ma come è noto in queste ultime settimane anche l'antimafia regionale è parecchio impegnata sui temi di due grandi inchieste condotte dalla Procura nissena, quella su Montante e quella sui poliziotti accusati di aver costruito ad arte il falso pentito Scarantino nell'ambito dell'indagine sulla strage Borsellino. Due casi delicati che portano al cuore di tanti misteri ancora irrisolti all'interno dei palazzi delle istituzioni.